Questo è un itinerario indimenticabile, un sentiero storico da percorrere anche tra i colori autunnali. È un concentrato di emozioni da provare. Venite con me alla scoperta delle valli perdute del Veneto. Ciao da Chris e benvenuti in questo canale. Oggi andremo a percorrere un sentiero abbastanza facile, ma emozionante, spaventoso e altamente panoramico. È un percorso che risale alla Grande Guerra, quando i nostri militari hanno scolpito sulla montagna uno tra i sentieri più belli e spettacolari del Veneto. Entreremo in due valli davvero perdute, poi capirete il perché. Raggiungeremo dei bellissimi paesi altamente fotogenici, ci attonneremo dai colori di un autunno spettacolari e a metà percorso ci attende un lago che sembra un fiordo norvegese. Ora non c'è tempo da perdere, siamo già partiti, ma gambe in spalla e andiamo. Ci troviamo nel piccolo paesino di Cismon del Grappa, provincia di Vicenza. Questa destinazione è raggiungibile comodamente anche in treno, ma se arriverete in macchina è possibile parcheggiare nei pressi del santuario della Madonna di Pedalcino o lungo la strada che porta verso la ferrovia, dove si trova l'inizio del sentiero. Il nostro sentiero inizia proprio da qui. Qui c'è un cartello, ora ve lo faccio vedere. Siamo nella prima parte del sentiero. Qui ci troviamo sulla destra della ferrovia e possiamo vedere che è l'unica parte del sentiero nella quale c'è il rumore delle auto. Il nostro spettacolare percorso è ad anello. Siamo partiti ad un'altitudine di circa 260 metri e saliremo fino a 580 metri per poi discendere verso lo spettacolare paesino d'Incino. Qui c'è un panorama spettacolare, ovunque guardiate, sia a valle che a monte, è assolutamente un posto incredibile. Ci troviamo lungo il sentiero chiamato Sentiero del Genio. Fu costruito agli inizi dell'Ottocento e quindi è davvero antico. Fu utilizzato in tempi più moderni per trasportare le munizioni e i viveri appunto per l'esercito durante la Prima Guerra Mondiale. Il posto merita, ma è poco conosciuto, genuino nella sua incredibile spettacolarità. Ci troviamo sul colle chiamato Colle del Gallo. È un rilievo alquanto particolare per la sua posizione dominante. Infatti si trova tra due profonde valli scavate nel tempo dai fiumi Brenta e Cismon. È interessante sapere che questa parte della Valsugana qui sotto fu letteralmente perduta. Nel maggio del 1916 l'esercito austro-ungarico decise di compiere una spedizione punitiva, la Strafexpedition, o in inglese Strafexpedition. Vedete voi come volete chiamarla. Il nemico invase la vallata, di fatto conquistandola, diventando per un breve periodo terra austro-ungarica. Ecco, guardate, lì sulla cima si vede il campanile di Enego. A poca distanza c'è lo spettacolare Forte Lisser. Il forte fu costruito tra la fine del 1911 e il 1914. L'opera faceva parte dello sbarramento Brenta-Cismon ed aveva il compito di chiudere l'accesso alla Valsugana orientale in caso di attacco nemico. Abbiamo raggiunto l'altra vallata perduta e poco conosciuta, la profonda valle scavata dal fiume Cismon. Qui i colori sono bellissimi, guardate che spettacolo! Fino a questo momento il sentiero risulta abbastanza facile, ma è sempre indispensabile indossare le giuste scarpe, le giuste calzature e consultare il meteo prima di partire, perché il tempo può mutare repentinamente. Insomma, è meglio partire preparati, non come me che oggi mi sono dimenticato la merenda e questa è una cosa davvero grave. Queste grotte che sono qui alle mie spalle non sono naturali, ma sono dei ricoveri scavati durante la guerra. All'inizio, appena entrati, si sente la differenza di temperatura ed è molto più caldo che all'esterno. Sicuramente nei tempi passati hanno aiutato a passare anche le notti più rigide. È davvero emozionante entrarci e pensare
a quante persone nel corso del tempo abbiano fatto lo stesso. Questo alle mie spalle è un tipico esempio di come un tempo raccoglievano l'acqua in tutto il territorio delle Prealpi. Infatti costruivano queste grandi cisterne che servivano anche per abbeverare gli animali. Il terreno, tutto qui intorno, è particolare, cioè è un terreno carsico, cioè non permette il ristagno dell'acqua, anzi è paragonabile ad un grande scolapasta. L'acqua filtra tra i cunicoli sotterranei e tra le grotte formate in tutte queste montagne per arrivare fino alla falda acquifera, non permettendone il recupero se non per mezzo di queste cisterne. Eccoci arrivati al paese di Incino. Dire che è spettacolare è davvero sminuire a questo posto. La vita del paese non è come quella delle città. Qui ci si conosce tutti e in caso di difficoltà ci si aiuta. Una filosofia che non esiste in fondo alla valle. Il paese è affacciato sull'altra valle perduta, la valle del fiume Cismon. Il paesino merita una visita anche solo per la sua atmosfera rilassata che lo caratterizza. Qui la vita scorre lentamente seguendo il ritmo della natura. E a me piace sedermi e per un attimo abbandonarmi al bello che circonda tutto questo posto. Eccoci arrivati alla diga del Corlo. All'inizio degli anni 50 le chiuse della diga qui sotto vengono azionate. La valle lussureggiante a poco viene sommersa dalle acque ghiacciate e color smeraldo del torrente Cismon. Buona parte del paese di Rocca dovette essere abbandonato. Molte terre vennero espropriate e la maggior parte degli abitanti lasciarono la zona, perdendo di fatto la valle, la seconda valle perduta del nostro itinerario. Alcuni però rimasero, cambiarono casa e continuarono a vivere nel territorio da loro tanto amato. Nel paesino di Rocca non c'è più la chiesa, che è stata sommersa dalle acque, ma il campanile è ancora lì, un simbolo di resilienza per gli abitanti di Rocca che, come loro, non volle mai abbandonare le amate terre. Eccoci al paese di Corlo, dal quale il lago prende il nome. Bellissimo da visitare anche solo per rendersi conto di quanta bellezza abbiamo in Italia, di quanti luoghi poco conosciuti abbiamo a disposizione. Paragonerei questo territorio ad un parco giochi tematico dove a pochissima distanza tra loro si possono trovare fiumi, bellissimi villaggi, laghi e montagne in un concentrato di pura bellezza che alcuna parola non può reggere al confronto di venire qui e a esplorare, a vedere, a sentire e a toccare con mano tutto quello che questo territorio ha da offrire. Qui inizia l'ultima parte di questo sentiero e come potete vedere dal cartello, anche se è asfaltata, sono pochissime le auto che passano di qui. In mezzo a questo bosco l'itinerario si conclude. Spero di avervi fatto passare dei momenti belli immersi in questa natura che a me ha davvero stupito. Se vi è piaciuto il video, per me è davvero importante che me lo facciate vedere con un like, magari seguitemi una campanella. Questo mi dà la forza di continuare a proporvi dei posti spettacolari come questi che abbiamo visto oggi.